Test rapidi per diagnosticare l'infezione da Covid-19. La grande novità arriva dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Treviso con la diffusione dei risultati della sperimentazione su 3.486 pazienti testati in doppio, cioè con il sistema del tampone tradizionale a biologia molecolare e quello rapido. Il risultato è stato praticamente sovrapponibile. I dati sono molto buoni perché abbiamo una sensibilità molto alta, oltre il 99%, 99,52%, e una specificità di 99,28%. Cosa vogliono dire queste due parole, queste percentuali? Che ho pochissimi falsi positivi e anche pochissimi falsi negativi. Quindi vuol dire che il test è affidabile. I risultati trevigiani della nuova sperimentazione cancellano i dubbi sull'attendibilità del test rapido sollevati in letteratura e dopo una sperimentazione allo Spallanzani, ma in questi casi il test venne effettuato su campioni prelevati ore prima o stoccati. Fondamentale per l'attendibilità del test rapido, sottolinea il dottor Rigoli, è l'esecuzione pochi minuti, massimo 15, dopo la raccolta del campione attraverso prelievo rinofaringeo. Enormi i vantaggi. Primo, la rapidità del metodo. Io in 15 minuti so se quel paziente è infetto o non è infetto e quindi isolo immediatamente il paziente e il resto del gruppo che è stato a contatto viene monitorato sempre col test rapido e in questo caso potrebbe continuare a lavorare, potrebbe continuare a scuola a seconda delle condizioni. Il test rapido inoltre si può effettuare sul territorio senza essere mandato in laboratorio. Terzo vantaggio è anche il costo. Tenete conto che una biologia molecolare costa dai 18-20 euro ai 30 euro e questo costa 4,50 euro.